Assessore Santoro, una doppia soddisfazione nell'inaugurazione di quest'oggi perché è una delle opere ingegneristicamente più importanti realizzate, ma anche perché si sono mantenuti fede ai tempi di consegna. Sì, è un'opera importante per tutto l'ambito. Ricordiamo che è il primo lotto della famosa strada del mobile del Pordenonese, pensata un po' di tempo fa ed oggi finalmente inaugurata. La cosa che mi dà più soddisfazione è quella di aver dato corso alle promesse fatte ai cittadini nel tenere i tempi relativi a questa realizzazione. E quindi ringrazio tutte le maestranze di FVG Strade, ringrazio il Presidente Damiani e tutti i tecnici per aver seguito l'impresa polese, che si è dimostrata un'impresa all'altezza della complessità dell'intervento e che mi hanno permesso oggi di riconsegnare alla comunità un nodo infrastrutturale importantissimo per tutto il territorio. Adesso procederemo con gli altri cantieri che si sono già aperti e quindi stiamo proseguendo appunto nella realizzazione di questa grande opera. Presidente, questa è stata la sua prima opera che ha avviato e consegnato nel momento in cui è arrivato. Penso ci sia soddisfazione per aver rispettato i tempi di consegna e di realizzazione. Grande soddisfazione sia per l'impegno profuso da tutti i tecnici di FVG Strade, ma soprattutto e dell'impresa ovviamente, che ha rispettato pienamente i tempi contrattuali, ma soprattutto, cosa più importante, i tempi che ci eravamo presi e l'impegno che avevamo preso con la collettività. È un'opera dal punto di vista ingegneristico complesso, tra le più importanti che la società da me presieduta ha fatto nel corso degli anni e devo dire che ci dà grande soddisfazione la possibilità di consegnarla e riconsegnare quest'area, questa zona messa stradale, questa parte della viabilità messa in sicurezza e soprattutto il primo lotto di quello che è la viabilità del mobile. È un momento di soddisfazione che ci impone come necessario obiettivo quello di continuare e soprattutto di cercare di rispettare sempre i tempi non solo contrattuali, i tempi presi gli obblighi presi dall'impresa, ma soprattutto i tempi che la comunità e la collettività ci richiede.